Giorgio Sorial, del Movimento 5 Stelle, chiama boia il Presidente della Repubblica. Apriti cielo, scandalo. La Procura valuta contro di lui se procedere per vilipendio allo Stato. Vede, caro Presidente, il più dell'80% degli italiani la vorrebbe mandare a casa. Lei, invece di sentirsi colpito da Giorgio, dovrebbe aprire la finestra e guardare in faccia la realtà. Lei non ci ha mai rappresentato, ma non solo, non si rende conto che il più dell'80% degli italiani le sta dicendo di dimettersi. Non ci rappresenta lei, non ci rappresenta questa politica. Nella scala delle offese, boia credo che sia forse tra gli ultimi posti. Certo, non è carino offendere, non è però altrettanto giusto non prendere gli italiani in considerazione, perché dal Colle al Senato vi state facendo voi il vostro teatrino, ve la cantate, ve la suonate, dimenticando che fuori dai palazzi del potere c'è un popolo che non viene ascoltato, considerato, ma la procura valuta se colpire un singolo cittadino. Allora ci dovreste arrestare tutti. Ma se il più dell'80%, e mi sono anche tenuto basso, la vorrebbe mandare a casa, e questo non accade, è evidente che lei a noi non ci vede neanche. Conta per lei il parere di noi italiani fuori dal palazzo dei poteri? No, ma non è quello che dice la Costituzione. Tutti si indignano, tutti i capibranco dei partiti si indignano. Chiunque di loro le ha tirato merda, ma adesso ce la prendiamo con un unico cittadino, non tenendo conto che fuori dai palazzi del potere c'è un'Italia che non la vuole. Come la mettiamo? Non la mettiamo? E non la mettiamo. Tanto a prenderlo siamo sempre noi. Non ci rappresentate più e forse non ci avete rappresentato mai. Siamo stanchi. Lei, caro Presidente, si dovrebbe dimettere. Perché le dovremmo dire grazie? Perché dovremmo ringraziare qualche partito politico piuttosto che? Perché? Se questo Giorgio le ha dato del boia, se i toni sono alti, forse è anche per causa vostra, che invece di fare vera politica vi siete fatti i cazzi vostri. Il vento è cambiato, l'atteggiamento del popolo italiano è cambiato, ma lei e gli altri, ovviamente, avete fatto finta di niente, non ve ne siete accorti. No certamente alla violenza, ma all'irriverenza sì, perché certo voi parlate bene, ma non è con le vostre chiacchiere pulite che si apparecchia una tavola, non è con le vostre chiacchiere pulite che si trova un lavoro. Chi di voi ad oggi ha dato un segnale forte, vero, si è avvicinato al popolo italiano? Chi di voi? Nessuno. Voi vi indignate, certo, e intanto noi lentamente moriamo per causa vostra.